Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Natalia e ben ritrovata. Oggi partiamo da un'icona, una vera e propria icona che la tradizione religiosa ha trasferito nella cultura popolare in maniera forte, molto forte, e col passare dei secoli, anziché sbiadirsi, sembra dilatarsi, tanto che a questa icona indirettamente si è rifatto anche, per esempio, non che sia la cosa più importante, però il Papa ieri nella cerimonia madrilena, dove questa giornata dedicata a Dio era anche dedicata a Gesù e in modo particolare appunto al Sacro Cuore. Ne vedremo le origini, le radici che sono transalpine e insomma il modo in cui si rigenera ogni volta questo tipo di devozione anche attraverso l'arte. Moltissimi anche in Italia hanno in casa un quadro, un manufatto che rappresenta proprio il Sacro Cuore, che viene celebrato il 12 giugno in termini precisi, però l'intera settimana è dedicata proprio a questo concetto. Oggi però facciamo finta di contrapporre a questa luce un'ombra di qualità, si intende, nella rubrica 47 Morto che parla. La rubrica, che oramai data da un annetto circa, è legata a personaggi oramai passati a miglior vita da moltissimo tempo, che hanno contrassegnato la cultura popolare. Magari non tutti se lo ricordano, ma c'è stato un attore che ha impersonato in diversi film, molti anni fa chiaramente, ma poco importa a volte il momento, e sono gocce che rimangono nel vaso in maniera perentoria. Ha contrassegnato l'immagine, ho scritto nel promo, teratomorfica, cioè insomma del mostro materiale, non del mostro interiore, perché anche Eddie Merckx viene chiamato il mostro o il cannibale. Comunque stiamo parlando di Salvatore Baccaro, molisano, che dato appunto il suo viso assolutamente anomalo, non è una questione di estetica classica naturalmente, ma di forme, appunto si dice deformi, appunto del naso, della bocca, e si è interpretato diversi film finché appunto è morto prematuramente e non ha potuto recitare la parte che l'avrebbe reso realmente immortale, cioè il protagonista del Nome della Rosa, lui è stato sostituito, doveva fare il Nome della Rosa ed è stato sostituito da un altro personaggio assassino del convento. Ricorderete tutti la trama appunto tratta dal libro di Eco, ma sono convinto che appunto avrebbe reso il doppio la presenza di Baccaro, quindi una sorta, se vogliamo, di Barabba nella mitologia popolare naturalmente, contrapposto proprio a Gesù. Ma non c'è luce senza ombra, non c'è Dio senza diavolo, non c'è il bene senza il male. Ma dobbiamo parlare invece di un defunto recente per obituario, ed è Peppo Sacchi. Ma chi era Peppo Sacchi? Non confondetelo con il famoso allenatore del pallone che è stato verso la fine degli anni '80 protagonista assoluto della vita calcistica nazionale e internazionale. No, stiamo parlando in realtà di un personaggio che per i radiofonici è molto più importante. Peppo Sacchi, comasco di nascita, fondò Telebiella. È morto da poco ed viene considerato il papà di tutte le radio non statali, quindi in teoria il papà anche di Radio Libertà.
Peppo Sacchi nel fondare Telebiella, che è stata la prima televisione privata, si diceva appunto 50 anni fa esatti, pensate un po', ha dato il via a un'epoca completamente nuova, ci ritorniamo. E infine vorrei parlarvi di sport. Voi sapete che non mi interessa direttamente lo sport, l'ho già detto 10.000 volte, non mi interessa come si gioca a tennis, chi è bravo a vincere e chi non è bravo a vincere, ma siccome il tennis è diventato finalmente uno sport popolare, non lo era prima, a me interessa il modo con cui l'Italia, nelle sue 1000 espressioni, reagisce, gestisce, capisce, colpisce rispetto come gusto, come orientamento, come accettazione, come consenso, come entusiasmo o diniego rispetto a dei fenomeni. È il fenomeno di cui indubbiamente negli ultimi 2, 3, 4 anni noi celebriamo non può che essere Jannik Sinner, ma sta succedendo qualcosa d'altro. Come avvenne 50 anni fa, Adriano Panatta era il deus ex machina e automaticamente si trascinava dietro una serie di bravissimi tennisti che anche loro fecero una certa fortuna, ottennero dei bellissimi successi. Questo sta accadendo ancora oggi e questo significa che, non so, è un po' come quando trovate un bar deserto e entriamo in questo bar, che non ci sia nessuno, automaticamente dopo di voi vi vedono entrare, mentre prima avevano paura, poi tutti entrano. Ecco, c'è questo fenomeno di emulazione, triste cosa anche per il terrorismo. Vabbè, in ogni caso, riprendiamo le fila della matassa. Il Sacro Cuore di Gesù Cristo è uno dei vertici assoluti della devozione popolare, non solo cristiana, ma in assoluto di tutte le religioni del mondo. Il Sacro Cuore nasce nel 600, ma perché nasce nel 600? Anche qui. Vi ricordate il ragionamento su Maria, per chi ci crede naturalmente, ma Maria nella sua concreta apparizione non riemerse dal buio della storia se non nel 1400 avanzato. Abbiamo detto Caravaggio, poi tutta la ventata moderna, soprattutto francese, ma legata a doppio filo alla figura, nella devozione popolare, legata a doppio filo alla figura di Maria, c'è proprio suo figlio, il quale, anche qui, mentre nel Medioevo veniva rappresentato in maniere piuttosto diverse, certamente forti, soprattutto attraverso la crocifissione o altre forme di esternazione del proprio corpo, qui inizia nel 600 e non prima il boom visivo del Sacro Cuore. Perché? Perché il Sacro Cuore subentra nel momento in cui viene meno quel tipo di fede popolare medievale basata soprattutto sui dogmi, sulle regole, sui comportamenti, cioè su una visione che noi giudichiamo ancora oggi medievale rispetto alla religione cristiana in senso lato, che ovviamente non poteva essere disgiunta anche da un certo controllo del sistema di potere. Ma appunto il concetto di cuore, quindi di amore puro, di elargizione del proprio amore, non c'era prima del 600, perché evidentemente anche qui, pendant rispetto all'intervento mariano, c'è la necessità che scatta a livello popolare naturalmente, ma che evidentemente potrebbe essere ricondotta anche a una storia teologica più alta, quindi di cultura dotta, di riuscire a far intervenire direttamente il Cristo, quindi a non vederlo più in senso passivo,
ma in senso attivo, come appunto abbiamo detto, donatore del cuore. E la cittadina che ancora oggi da noi visitata come associazione Arte Nord nel 2012 è la cittadina della Borgogna, sempre raccomando dire la regione della nazione, che ancora oggi conserva la chiesa originaria e tutta una serie di icone impressionanti come numero e come qualità, è Paray-le-Monial. Paray-le-Monial si trova nel cuore esatto della Borgogna, un'area che è contraddistinta dalla produzione di quello che, secondo la tradizione pop, è la versione naturale del sangue, il vino. Il vino di Borgogna è uno dei vini più buoni al mondo. È una terra dolcissima che qualcuno ha chiamato la Toscana della Francia. Ed è caratterizzata appunto da un paesaggio diciamo consimile a quello toscano, ovviamente con temperature meno elevate, ma lì c'è proprio la capitale mondiale che ancora oggi accoglie, come Montmartre a Parigi per altri motivi o Lourdes nel sud della Francia, accoglie appunto tutti quelli che sono i devoti del Sacro Cuore. Sì, ecco qui importante questo concetto, in questi 400 anni anche, e oserei dire soprattutto in Italia, perché molte cose sono nate in Francia, spiace dirlo ma è la verità, e si sono trasferite con fortuna a sud delle Alpi, quindi in questi soprattutto ultimi 200 anni il Sacro Cuore ha dilagato, cioè è diventato prepotente nel senso buono per chi ci crede, cioè in modo tale evidentemente da creare una specie di, non direi di sottochiesa, che sarebbe assurdo, insomma, ma di versione più aderente proprio all'aspetto estetico-artistico della faccenda, che è molto, perché questi quadri, quadretti o altre produzioni che moltissimi hanno in casa raffigurano appunto il cuore che al centro del petto del Cristo, che viene mostrato con un dito, appunto come dire appunto io sono qui col mio cuore. Tutto questo è oggetto di preghiera, naturalmente in maniera molto intensa, forte, diciamo non esiste una preghiera ad hoc del tipo "Oh Sacro Cuore proteggimi tu", ma esiste un insieme, corollario di preghiere che permettono di accedere meglio al Sacro Cuore, un po' come il rosario naturalmente per sua madre. Quindi la devozione è tantissima e la richiesta di aiuto è davvero impressionante. Naturalmente ci sono anche dei voti ex voti, ma lì dovete andare anche nelle chiese che sono state consacrate al Sacro Cuore, ce ne sono diverse anche in tutta Italia da nord a sud, e tutto questo diciamo ha scatenato un profilo e una pista che molti hanno seguito, ovviamente anche preti e suore che sono più devoti al Sacro Cuore che ad altro, ma più in generale quella fetta di cultura popolare cristiana di cui abbiamo visto sicuramente anche specchio a Madrid col Papa ieri, che tende, no, attenzione qui, voglio essere preciso, non a far prevalere il cattobonismo. Il cattobonismo non c'entra niente. Il cattobonismo a volte è proprio diciamo così l'alternativa al Sacro Cuore, perché viene inoculato un buonismo che di sacro ha poco. Ma qui il Sacro Cuore è qualcosa di più alto, di più dignitoso, è un sospiro enorme che rappresenta soprattutto, secondo i seguaci, la volontà di riuscire ad accettare al tempo stesso le leggi del Cristo, ovviamente nel mondo e nell'universo, che sono modulate non secondo un amore
che viene ricambiato direttamente e sincronicamente, ma di cui bisogna richiedere l'accesso da una parte, e dall'altra, diciamo, se ne sente, per chi ci crede, un alito costante, anche magari quando uno si trova in difficoltà, non crede più, che so, bestemmia o altri comportamenti abusivi dal punto di vista sempre della fede. Sono ecco, tutte cose che comunque rientrano in questa logica pop, appunto, di una donazione, di un'arginazione, di un regalo naturalmente che viene fatto. Non è un cuore qualsiasi, ma non è un cuore che non è paragonabile al contenuto della canzone Cuore, la ricorderete, bellissima, forse la più bella mai cantata da Rita Pavone, perché di profano ha pochissimo, anche se diciamo riesce a penetrare all'interno di contesti, situazioni, ambienti, spunti che sono anche profani, ma rimane dal punto di vista della qualità ontologica, scusate, che in una tradizione di cultura popolare si parla di ontologia, vabbè, perdonatemi, cioè vuol dire traduzione, no? Della sostanza intima della faccenda, no? Nella sua sostanza intima, no? Rimane qualcosa che viene direttamente da Dio, e quindi tutto questo scatena proprio la volontà di riuscire a capire meglio tutto questo discorso. Certo, il Sacro Cuore richiama anche pazienza su tutto, è ovvio, non bisogna essere impazienti, anche se il Sacro Cuore non è indulgente in maniera stupida. Il Sacro Cuore, la performance madrilena di ieri lo ha dimostrato, e anche implicitamente le altre fedi hanno le loro ragioni, ma la nostra ha delle ragioni in più, che sono date dal cuore. Pensateci bene. Spiace dirlo, ma nelle altre fedi, no? Qui ragioniamo come storici delle religioni, non come quelli che si inginocchiano in chiesa. Ma nelle altre fedi non c'è un'icona, non c'è un'immagine, non c'è un archetipo, non c'è un principio come questo, non esiste. E questo è un dato di fatto che richiama proprio anche quel colore bianco che si vedeva dominare ieri vicino a Piazza Cibeles. Piazza Cibeles di Madrid è una piazza che in realtà, non scandalizzati, è dedicata a una grande Dea Madre padana, ma nulla si distrugge. Ora, quello che conta è l'impressionante capacità di riuscire a resistere su quel piano lì, ma l'ho già detto, non per buonismo o piaggeria, ma perché esiste una forza che è difficilmente riducibile a tutto il resto. Quindi tantissime poi le feste che vengono fatte in giro per l'Italia in onore il 12 giugno non solo, ma o la domenica prima, la domenica dopo o in altre occasioni, sono sicuramente a qualcosa di fortissimo, collegato proprio alle speranze intime di ciascuno di noi. E poi l'arte, sempre l'arte, perché a parte diciamo l'artigianato o le opere di qualità mediocre, ce ne sono tante in giro, sono state fatte delle opere d'arte che appunto sono, come nella chiesa del Sacro Cuore di Montmartre, sono state fatte anche in Italia in maniera estremamente interessante. Adesso io qui non è la trasmissione Cultura e Arte, quindi non mi sento obbligato a parlarne, però se voi sono convinto che le conoscete in ognuna delle vostre regioni, sapete che esiste qualcosa che è stato prodotto o all'interno di elementi ecclesiastici, chiese e simiglia, oppure in altri contesti monumentali di varia natura e di varia forma, ma che ha sempre come riferimento questo benedetto sacro cuore. Ma abbiamo detto non c'è luce senza ombra, e val bene
ripescare, per 47 morto che parla, un personaggio che sicuramente ha caratterizzato il cinema italiano in un momento, gli anni 60-70, in cui appunto si cercavano formule nuove per esprimere un certo afflato della cultura popolare, ok? Cioè la cultura popolare era stanca di modelli classici, a parte la dimensione strettamente religiosa, perché c'erano ancora dei film che comunque avevano a che fare con aspetti religiosi dell'esistenza non in chiave ironica, ma si cercava soprattutto come faccia, come umanità visuale e estremamente ficcante sul piano della sorpresa visiva, si cercava qualcuno che incarnasse, no, un personaggio mostruoso. Questo perché chiaramente non bastava più la bellezza classica. Qui il professor Zecchi ci ha scritto un libro che è Estetica del brutto, che è un capolavoro, tanto per cambiare. Ma l'estetica del brutto ha delle ragioni anche qui che l'estetica del bello non può avere, perché l'estetica del brutto deve essere presa in considerazione. E non stiamo parlando, cioè perché lo so benissimo che è tutto opinabile, e qui va bene l'estetica di Croce che ci racconta come i nostri occhi per ciascuno di noi siano diversi, come capacità di percezione geometrica dell'altro, no? Cioè quello che effettivamente una persona che uno considera brutta, l'altro considera, non dico bella, ma abbastanza gradevole. Però qui ci troviamo di fronte a una tale deformazione del volto. Non è un'offesa verso Salvatore Baccaro, che nacque in un paesino meraviglioso di una regione unica nel suo genere, che è il Molise, ma appunto la deformazione del naso, l'espressione degli occhi, la forma tortuosa della bocca, le orecchie, eccetera, lo facevano considerare effettivamente un mostro. Il mostro cosa fa? Mostra, dice la parola stessa, insomma, deve mostrarsi al mondo, ed era arrivato il momento giusto, e una serie, un filotto impressionante come Giocare a biliardo di film ebbe un enorme successo. Purtroppo è stato in gran parte dimenticato, ma ebbe un enorme successo interpretando vari ruoli tipo Barabba, guarda caso rispetto a Cristo, interpretando vari ruoli di personaggi di film ambientati nella preistoria, di film in cui ovviamente faceva il cattivo, si comportava in maniera abusiva, oppure svolgeva quella singolare attitudine dei mostri buoni, no? Di quelli che sembrano dei mostri, ma in realtà dentro sono molto più buoni. In un'intervista il fratello ha poi rilasciato appunto una sua interpretazione, sostenendo che appunto suo fratello, morto prematuramente, adesso vediamo, ma suo fratello era in realtà un gigante mostruoso, ma buono, assolutamente buono, che non solo non faceva male a una mosca, ma che voleva bene veramente a tutti. Questo era Salvatore Baccaro, che avrebbe potuto diventare, diremo così, immortale, perché gli era stato proposto negli anni '80 Il nome della rosa, cioè il protagonista principale del Nome della rosa. E purtroppo il nostro prode molisano ha subito un incidente di carattere meccanico corporeo che lo ha portato purtroppo alla morte, e così non ha potuto interpretare la figura che l'avrebbe appunto proiettato nell'assoluto del cinema mondiale,
Sì, anche perché appunto era rimasto tutto sommato in dimensione pop italiana, naturalmente, Salvatore Baccaro. E l'avrebbe fatto configurare come il mostro per eccellenza, naturalmente. Non vorrei essere equivocato nelle mie parole, perché certamente tale era la simpatia e la stessa capacità di recitare, perché non bastava che lui avesse delle doti naturali sotto questo punto di vista, ma era veramente un uomo dotato di oltre al physique du rôle, era dotato proprio di quella capacità innata di riuscire a mostrare il meglio di sé, il meglio dal punto di vista recitativo, naturalmente. E quindi tutto questo gli permetteva appunto di ricevere applausi a scena aperta, Salvatore Baccaro. È un personaggio che non può non essere riportato alla luce, e certamente come anche metafora di quel male di cui paradossalmente, secondo la cultura popolare, il bene ha bisogno, perché il bene deve combattere il male, ma se non lo riconosce, dov'è il male? Dov'è il male? Dove sta il male? Dove è nascosto? Ecco, l'appalesamento del male, per esempio attraverso questo mondo cinematografico che era anche, cioè lasciate perdere i lustrini, i soldi che giravano, la falsità, tutto quello che si trascina dietro quel mondo lì, sappiamo benissimo, però era anche un mondo in grado di far emergere dall'inconscio della cultura popolare italiana questo gioco sottile tra principi assoluti dell'esistenza e dell'universo. Appunto, qui il male, il Barabba, l'anticristo, il diavolo, il mostro, Belzebù, ecco, veniva fatto riemergere attraverso queste figure cinematografiche in modo tale da riuscire ad essere combattuto, ecco, ad essere dopo essere riconosciuto, ad essere combattuto per far vincere effettivamente il bene. Del resto anche Sergio Leone, e qui vorrei sentire sicuramente il parere di Vincent De Maio, Sergio Leone nei suoi film più famosi si è ispirato, non ha mai fatto lavorare Salvatore Baccaro, però si è ispirato anche a questo concetto, il bello, il brutto, il cattivo, ricorderete, no? Per un pugno di dollari, eccetera. Cioè la fisionomia delle persone riesce a entrare nell'animo della gente, ed è il segreto maggiore di questa arte particolare che è il cinema. Quindi riuscire a identificarsi o a vivere una sorta di esorcismo nei confronti della persona incarnata da quel determinato attore. È il fascino più sottile del cinema questo, la faccia, quella faccia lì, ogni faccia è un'anima, ci dice qualche cosa. Pensate a Clint Eastwood che ha 95 anni e che continua a portare dignitosamente negli ultimi film ancora quella faccia che lo ha reso famosissimo. È inebriante la faccenda, perché è qualcosa che non riguarda solo gli occhi, ma riguarda appunto l'intimità di ciascuno di noi, ci prende per l'intimo. Ecco, Baccaro non c'è più da tantissimo tempo, ma è rimasto nell'immaginario collettivo, appunto. È rimasto quello che avrebbe scatenato l'inferno nel nome della rosa. E forse, e chiudo la prima parte, forse davvero il destino non voleva che arrivasse fino a quel limite lì. Chissà. Adesso il break, Natalia.
Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie. È morto Peppo Sacchi. Chi era Peppo Sacchi? È stato il fondatore, primo conduttore di Telebiella, che è stata la prima radio privata italiana, 50 anni fa. Così approfittiamo anche per celebrare la ricorrenza. Telebiella ha preceduto il resto delle emissioni private italiane, in particolare ha preceduto Telemilano, che era già in mano alla Berlusca e da cui partirà poi l'iniziativa di Fininvest Mediaset, quindi di Canale 5 e Simiglia. Ecco, veramente per tutti noi radiofonici Peppo Sacchi dovrebbe essere un mito. Non dico che questa radio abbia tutte le caratteristiche esatte della radio privata, ma certamente raccoglie lo spirito lanciato da Peppo Sacchi, Comasco, sulla questione di riuscire a proporsi come alternativa sostanziosa alla RAI e ovviamente anche a Mediaset, ma è ovviamente anche a quel settimo canale, appunto la 7, che insomma sicuramente appartiene, soprattutto come gusti e volontà, a una visione del mondo anche politica piuttosto diversa, ma questo è il meno che conta. È una questione di principio, cioè appunto la radio privata o la televisione privata, ecco, allora c'era molta più parità, ecco, si propone di fare che cosa? Ecco, questa era la missione cultura pop italiana, la missione di Peppo Sacchi. Era quella, che è morto a 93 anni ora, era quella appunto di riuscire a far parlare il territorio finalmente. Guardate che c'è un principio federalista in tutto questo, cioè far parlare veramente i territori e quindi dare quella libertà a tutti di riuscire a esprimere gusti, concetti, idee che partono dal basso e partono in ogni area del paese. In ogni area del paese, si è cominciato ovviamente col nord, si è cominciato con quel Piemonte orientale che non era al centro dell'attenzione, ma dove fermentavano, mi viene in mente anche Tele Novara o Radio Novara, tantissime iniziative. Perché a volte è proprio dalla periferia, è proprio dalle zone meno affollate o meno reclamizzate che partono le iniziative verso le grosse novità del costume, appunto della cultura popolare. E così l'immagine di Telebiella, che appunto riesce veramente a bucare lo schermo con tutta una serie di iniziative volute fortemente da Peppo Sacchi, è davvero stato qualcosa di vincente, perché ha trasformato l'Italia.
l'ha trasformata in qualcosa d'altro. Certo, dopo è arrivato anche Ciarpame, purtroppo nelle televisioni e nelle radio private, è arrivato anche della spazzatura, ma tutto questo non significa che poi il principio non fosse giusto, naturalmente, perché io mi ricordo 50 anni fa quello che noi ragazzi vivevamo, un entusiasmo straordinario, perché io fin da bambino ascoltavo radio. Certamente ho ascoltato sempre la Rai in primis, perché era anche quella che si sentiva meglio, ma quando poi a metà degli anni 70 le cose sono cambiate, eccomi alla ricerca quasi disperata, ossessiva, con quella manopola delle radio private, per esempio, appunto, ma poi anche delle televisioni, ovviamente anche private, che comunque secondo me hanno arricchito l'Italia, non l'hanno sminuita, anzi hanno donato ad esse accenti, comportamenti, gusti che corrispondono veramente alla ricchezza dell'Italia. E quindi tutto quello che è stato fatto dalla Rai, compreso, si disse giustamente, mi rifaccio a Tullio De Mauro, Storia linguistica dell'Italia Unita, che è un capolavoro, ma si disse appunto che la Rai insegnò a tutti come si parla, come si vive. Bernabei ne fu il guru, no? Ma come ci si comporta, ovviamente qual è la dizione giusta. Era giusto che fosse così, no? Ma era anche giusto che come reazione e compensazione avvenisse il fenomeno in senso contrario, tipico appunto delle televisioni private, che poi portarono anche attraverso il Cavaliere a quella realtà che noi conosciamo oggi, che passa sotto il nome di Mediaset, che sicuramente è stata anch'essa molto importante nella sua maniera, nella sua forma, per tantissimi motivi. Però l'eroismo di chi per primo, come Sacchi o altri, nel Veneto, nell'Emilia, nella Toscana, nel Lazio, nel Sud, è riuscito a imbastire questa nuova rete, che certo è fatta anche di tanta pubblicità, è fatta di ripetizioni a volte ossessive, ecco, di alcune trasmissioni che cedono a volte al gusto più kitsch, no? Sia dell'ascolto che della riflessione o della prevaricazione sonora. Però in realtà, se ci pensate bene, questa giungla delle radio private è stato motivo di vita, ma pensate anche in Sicilia cosa non ha significato la radio privata contro la mafia, per esempio, oppure pensate quanto in alcuni ambienti urbani, mi viene in mente anche la soap opera Un posto al sole, che parla molto di queste questioni, sia importante riuscire a sentire qualcuno che è realmente vicino geograficamente a noi, e che ti dice appunto a Napoli, che so, a Radio Golfo, ti dice ma adesso veramente tempo buono, perché è una bella giornata, bella giornata, ecco, la passione del cuore. Quindi Peppo ci ha lasciati forse perché è anche finita un'epoca. È finita quell'epoca gloriosa, tutto verrà reimpastato e tutto viene rivisto e raffinato attraverso alcune radio che un po', secondo me, come la nostra, non per autocelebrarci, che parte dall'idea del privato come alternativo al pubblico omologante, no? Ma è anche in grado di analizzare, commentare, giudicare tutto quello, spero nel mio piccolo di starlo facendo adesso, tutto quello che viene anche fatto passare nei circuiti nazionali e che viene evidentemente elaborato in maniera diversa. Certo c'è più libertà, lo dice la parola stessa, Radio Libertà, perché una trasmissione come quella che io sto facendo
temo che non riuscirei a piazzarla in una radio nazionale o in una televisione nazionale, perché è libera, nasce dal cuore, non voglio dire dal Sacro Cuore di Gesù, è esagerato, no? Cioè voglio dire, da questo piccolo cuore cantato dalla nostra grandissima Rita, che io ebbi l'onore di intervistare per questa radio il 2 novembre del 2000. Esoterismo, 2-11-2000, no? Prevale il numero 2, che è il numero poi della coppia perfetta. Quindi Peppo è stato veramente un padre. Aveva raggiunto l'età del nonno, ma è stato per tutti noi, in questo momento mi rivolgo anche non solo ai due nostri cari direttori che amano la radio, ma anche a Sammy Varin, a tutti gli altri nostri colleghi che sicuramente devono sentirsi figli e nipoti, se sono molto giovani, di questo straordinario personaggio che ha fondato Telebiella. E quando dico Biella, andateci se non l'avete mai conosciuta, andateci dalla Liguria, dal Piemonte occidentale, dall'Emilia, dal Veneto, perché è veramente una cittadina deliziosa che non tutti conoscono, e avremo modo sicuramente di riprendere come Genius Loci. Adesso però arriva la patata bollente, il caso Sinner. Mamma mia, sapete quanti mesi ci ho pensato su? Perché è difficile parlare di Yannick Sinner, è difficile parlare in assoluto di questo personaggio, è difficile parlare a Radio Libertà, che è anche l'erede di Radio Padania, non dimentichiamolo. Yannick Sinner, questo giovanotto, non ancora 25enne, quindi veramente acerbo rispetto non solo a chi vi parla, ma anche a molti che ci ascoltano. Questo giovanotto che a suon di milioni e milioni di euro ha conquistato il mondo con la racchetta. Questo giovanotto sudtirolese, ma sento oramai che viene chiamato altoatesino, che fa la pubblicità per la pasta di Cecco, che è la quintessenza della pasta mediterranea, che vive comportamenti apparentemente contraddittori, non va a salutare non va al Quirinale, non se la sente sempre di mettere il tricolore, ha una singolare tendenza a favorire dei bambini che vengono aiutati a scendere in campo assieme a lui per soddisfare le loro esigenze di gloria, ma non c'è ironia, si badi bene. Io non penso neanche in quelle che sono state considerate le mie uscite più infelici di essere stato cattivo con qualcuno, e non ce n'è nessun motivo. Prima di tutto perché è un giocatore straordinario, usa la racchetta come un violino, secondo me, e secondariamente perché sono pur convinto che all'interno della vita di ciascuno, anche se quella dei VIP è insomma più fortunata, non ci sono dubbi, non si possa fare a meno alla fine di far vibrare le emozioni più autentiche, nonostante tutto. Guardate, io stamattina ho sentito un'intervista televisiva sul caso di Fran Montanaro. Noi possiamo dire, ovviamente adesso non c'entra nulla con lo sport, ritorno subito allo sport, possiamo dire che i coniugi Moretti siano dei criminali, ma smettete di lanciare le pietre, perché non so se per caso vi foste trovati nella stessa condizione, non so davvero fino a che punto avreste fatto delle scelte diverse da quelle dei coniugi Moretti o Moretti. E arriva anche pure l'SCDC, il Sacro Cuore di Cristo, che dice: chi è senza peccato scagli la prima pietra, che non è solo uno slogan religioso,
è un'intuizione della cultura popolare. Ma non è buonismo, ma certamente che i cattivi vanno puniti, l'ho detto 10.000 volte, i criminali non vanno lasciati liberi. Chi ha voluto fare terrorismo oppure comportarsi in maniera abusiva verso dei bambini, ma certamente in galera senza la chiave. Ma questo però non significa condannarli in maniera perentoria, in forma gradassa e facendo intendere che si sia dei buoni, perché il male, e lo ha dimostrato Salvatore Baccaro, è sempre in agguato, ti può fregare davvero sempre. Le forze del mare sono lì con la loro vocina bastarda, pronti ad aggredire. Sinner. Beh, io non so quanti di voi siano stati almeno qualche giorno, in Südtirol o Alto Adige. Io ho passato delle estati a Brixen, ma può essere Merano, può essere Bozen, periferia, può essere Vipiteno Sterzing, cerco sempre di dare la versione anche in dialetto tedesco, ma dialetto, il tirolese è una lingua, questo è sempre la prima regola della nostra radio, non trattare mai i dialetti solo come dei dialetti. Però voi dovete capire qualcuno che cresce in una certa maniera. In quale maniera? No, attenzione, inizio un'imitazione di un sudtirolese fatta male perché non ho la percezione esatta degli accenti, che non vuole essere una presa in giro del sudtirolese, semplicemente proprio con lo spirito di Telebiella e di Peppo Sacchi dico riportiamo l'accento del territorio, no? Un tirolese cresce il proprio figlio dicendo tu non sei italiano, tu sei tirolese, non sei austriaco ma non sei neanche italiano, qui è Tirol, la patria, la nostra patria è il Tirol, quindi cerca di non comportarti in maniera che sia abusiva. Provate un po' a crescere lì voi. Ma loro hanno anche, ecco vedete, Radio Libertà, cercare di capire gli altri ovunque siano. Bene, lì sono cresciuti in una dimensione che è autonomistica e le minoranze comunque vanno comprese, non si può abbandonarle. Teniamo conto che la fascia poi più a nord, dove è nato e cresciuto Sinner, è una fascia comunque di cultura italiana più debole, dove comunque è ovvio, no? Siamo in Valpusteria, è la valle diciamo più contigua al mondo teutofonico, per cui è ancora più pesante questa faccenda. Lui si ritrova improvvisamente campione, ma campione di chi? Chi deve rappresentare? A parte la dimensione economica, chi deve rappresentare nel suo sport amato, nello sport della racchetta? Deve rappresentare l'Italia intera, dalle Alpi alla Sicilia, mi capite? E lui viene da lassù, dall'estremo angolino nord dell'Italia stessa. Il ragazzo, secondo me, si trova stordito. Come devo fare? Cosa devo fare in questo momento io? Sì, certo, voi direte, c'è uno stordimento a suon di milioni con la possibilità di frequentare le migliori palestre o campi di Monte Carlo, comprare macchine lussuose, volendo, non è detto che lo faccia perché la cultura tirolese è anche sparagnina, però voi capite che ci troviamo di fronte a una situazione molto particolare, che non è quella di Adriano Panatta, di Sirola o di Pietrangeli o di altri campioni anche del nord Italia. È una situazione molto molto particolare che
proprio questa radio in tantissimi anni, mi ricordo gli anni 90 e 2000, affrontò, perché l'affrontò con la pacatezza ma anche la lungimiranza con cui diciamo così il federalismo trova le sue ragioni, cioè quella di dire appunto ognuno a casa propria è padrone. Questa è la prima regola, no? Ognuno a casa propria, e casa propria non è solo l'Italia, certo, è l'Italia per tutti gli italiani, ma è anche il Tirolo per i tirolesi, la Liguria per i liguri, il Molise per i molisani, la Sicilia per i siciliani, eccetera, eccetera. E certamente quel caso lì, che è un caso dove la lingua collude, perché è evidente che la lingua tirolese non è una lingua latina, anche se ci sono alcune tracce di ladino, ma non è una lingua latina e quindi conserva in sé un principio, dirò, antagonista rispetto al contesto italo-latino. E non è facile, certamente, tutto questo. Capire, seguire, fare, eccetera, eccetera. D'altra parte, io capisco anche chi automaticamente, ed è già successo in passato con altri eroi sportivi sudtirolesi, nello sci, in altre discipline invernali, e capisco anche chi, vedendo le cose da sud nel senso già dalla Lombardia, dal Veneto, ma sicuramente dalla Toscana, da Roma o dal sud addirittura, fa fatica a sentirsi rappresentato da Jannik Sinner. È umano, anche questo è umano, fa fatica per il modo con cui parla. Sta migliorando, la lingua italiana sta migliorando sicuramente, perché è in una progressiva accelerata, penso anche a lezioni private che il ragazzo tra una racchettata e l'altra dà. Ma tra l'altro adesso è avvenuto anche il fatto che lui è entrato in crisi, non ha partecipato a Roland Garros, arrivano voci che anche il suo ormai eterno rivale Alcaraz si sia ritirato per un certo periodo, e qui l'immagine di quella finale storica in un altro torneo tra Alcaraz e Sinner è straordinaria. Cioè il ragazzo biondo, rosso, leggermente lentigginoso, non dico che non abbia il suo fascino, ma che si contrappone al mursiano mediterraneo quasi afroide, no? Che evidentemente sono due principi che io ancora una volta non credo nell'esistenza assoluta delle etnie come valore, ma come immagine visiva sì, me lo concederete naturalmente, no? E quindi questa contrapposizione è stato, secondo me, il successo di quella finale. Perché siamo fatti così? Perché il mondo è fatto così, ma lo capirebbe anche vedendolo dall'esterno un cinese o un cileno. Ora, è molto stimolante tutto questo, se non fosse che, come accade in quei passaggi paradossali della storia, Sinner non si è fermato a Sinner, ma il fenomeno Sinner sta trascinando al femminile altri personaggi su cui ritorneremo un'altra volta, come Jasmine Paolini, ma al maschile tantissimi altri personaggi che questa volta non sono nati in Valpusteria, ma sono nati in contesti geografici che sono italofoni in senso lato e compiuto, ecco, da Bologna per arrivare a Roma. E il fatto paradossale è che lui, partendo da nord, si sia trascinato poi dietro tutta l'Italia, al punto che ieri sera abbiamo visto un Cobolli scatenato che non ce l'ha fatta col suo avversario, ma è oramai assurdo a posizioni molto alte della classifica mondiale. Cobolli è romano, ma cioè, tutto questo paradossalmente ci riporta al quesito di fondo di questa radio e di questa cultura che rappresentiamo. Riconoscerci diversi
non significa riconoscersi più deboli, ma più forti. Perché l'amore è fatto anche di concorrenza, di apparente dispetto. Perché il sale della vita è anche quella roba lì, ma può davvero costruire una casa più grande, più bella. E questo nello sport come nella vita, naturalmente, perché le due cose si rincorrono in continuazione. Non diamo troppa importanza allo sport, certo, è fucina di soldi regalati, guardate anche adesso l'automobilismo con Kimi Antonelli, cosa sta succedendo, non nel senso che sicuramente anche lui è bravissimo, però sto ragazzo di 19 anni si trova in cima al mondo, non so cosa possa succedere anche a lui è bolognese, va bene, ma lo sport non ci deve interessare come valore tecnico in sé, anche se oramai moltissimi ragazzi non corrono più in bicicletta, vogliono fare il tennista o il corridore di macchina perché sanno benissimo di diventare più famosi e più assoldati. Però sempre depurare dalla parte male, dalla parte ombra, e cercare di vedere comunque la luce. Mi fermo qui. Vi ringrazio dell'ascolto, ringrazio come al solito Natalia e vi rimando ovviamente alla trasmissione del sabato prossimo. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga Venezia, a risentire. Avete ascoltato Cultura e Arte con